E rieccoci qui al nostro appuntamento goloso. Oggi granita e pistacchi. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. Trovate tutte le ricette inerenti alla colazione siciliana, quindi dalla brioche col tuppo alla granita di mandorle, poi inserirò questa e tante altre prelibatezze nella playlist denominata Colazione Siciliana. Iniziamo elencando gli ingredienti, però la dividerò in due sezioni. Inizio prima con la crema spalmabile al pistacchio. Questa è una base fondamentale per ottenere una grandissima granita al pistacchio. Allora, occorrono ovviamente dei pistacchi non salati sgusciati, del cioccolato bianco, burro, del latte intero o parzialmente scremato, poco importa, e poi zucchero a velo. Questi ingredienti serviranno per preparare lo spalmabile al pistacchio. Invece, per fare la granita occorre ovviamente dei pistacchi sempre non salati, zucchero semolato, del glucosio, acqua. La prima cosa che dobbiamo fare è privare i nostri pistacchi della loro pellicina esterna. Dici, ma come si fa? Niente di più. I pistacchi li immergete in acqua bollente 5 minuti. Prendiamo un tegamino, all'interno l'acqua e zucchero e il glucosio. Glucosio fondamentale per la granita. Volete sapere il perché? Chiedetemelo tra i commenti. Dopodiché lo trasferiamo sul fuoco. Appena vedete che lo zucchero semolato è sciolto, la togliete dal fuoco e la fate intiepidire. Se il video vi sta piacendo, mettete un like e condividete e lasciate un commento e un vostro parere su questa granita comunque un po' insolita rispetto a quelle che si trovano sul web. Ma come sempre vi garantisco che il risultato è veramente fantastico. E per chi ancora non l'avesse fatto, si iscriva al canale e clicchi sulla campanellina, in maniera tale da restare sempre aggiornato su tutte le nuove pubblicazioni. E più che altro, condividete questo video con quelli a voi più cari, in maniera tale da far felici loro e far felice un po' anche me, perché così cresce la pagina e io sono molto ma molto più contento. Adesso i nostri pistacchi hanno fatto il loro tempo all'interno dell'acqua bollente, li vado a scolare e li metto in un canovaccio. Pistacchi messi nel canovaccio, adesso lo chiudo su se stesso, passo sopra le mani in questo modo e vedrete che la pellicina andrà via con una semplicità incredibile. Guardate qua, vedete come viene via con una semplicità incredibile. Trasferisco su una placca, forno preriscaldato 150 gradi, 10 minuti. Dobbiamo far asciugare i pistacchi, ma più che altro far fuoriuscire gli oli essenziali, in maniera tale da poter dare molto ma molto più sapore alla nostra granita e anche allo spalmabile. I pistacchi sono messi in forno e nel frattempo mettiamo a bagnomaria il cioccolato bianco con il burro e li facciamo sciogliere e li teniamo in caldo. I nostri pistacchi si sono raffreddati, il cioccolato e il burro stanno sciogliendosi, andiamo adesso a preparare per prima cosa la crema spalmabile, semplicemente inserendo appunto i pistacchi nel boccale e frullare ad una velocità medio-alta per qualche minuto. Poi andiamo controllando e quando ci rendiamo conto che il nostro pistacchio ha rilasciato i suoi oli essenziali ed è diventata una pasta, lo togliamo e continuiamo la ricetta, ma non vi preoccupate perché adesso vi guido passo passo alla preparazione. Con una spatola puliamo il bordo del frullatore e diamo un'altra frullata. Dovrebbe essere più che sufficiente perché come vedete già siamo quasi a pasta. È proprio una pasta di pistacchio, è bellissima. Adesso inserisco all'interno del boccale il burro e il cioccolato sciolto e faccio continuare la lavorazione. Lo zucchero a velo e il latte. Chiudiamo e amalgamiamo bene bene tutti gli ingredienti. Velocità media. Wow! Meraviglia! Guardate qua. Che crema. E il profumo di pistacchio, voi non lo potete sentire, è incredibile. La crema spalmabile al pistacchio è pronta, adesso andiamo a fare le basi
per la granita. Occorre di nuovo prendere i pistacchi, il 50% lo ridurrò in farina, l'altro 50% ho preferito tagliarlo grossolanamente al coltello, che poi mi darà questa sensazione, questa texture, come dicono i gastrofighetti, molto ma molto piacevole. Invece la restante parte ne otterrò una bella farina. Allora, pistacchi nel frullatore e otteniamo la farina di pistacchio. All'interno del boccale andremo ad inserire la crema spalmabile e il 50% dello sciroppo, che ovviamente si è raffreddato, quindi è tiepido. Un contenitore che deve andare ovviamente nel congelatore, inseriamo il nostro composto, i pistacchi tagliati al coltello grossolanamente e l'ultima parte dello sciroppo. Mescoliamo per bene con la spatola, con una frusta, con una marisa, con quello che avete. Coperchio, congelatore 24 ore e poi vi faccio vedere il trucchetto per evitare che ogni volta che apriate il congelatore e uscite fuori una granita, qualunque essa sia, state lì ad ammattire perché dura come un mattone. Ebbene, sono trascorse 24 ore e come promesso adesso vi devo rivelare una tecnica molto ma molto più semplice e secondo me anche più efficace, che è quella di fare, si mette all'interno di un bel frullatore, gli si dà una frullata di una quindicina di secondi, giusto il tempo di rompere i cristalli di ghiaccio. Una volta rotti i cristalli di ghiaccio la potete rimettere tranquillamente nel contenitore, riporre nel congelatore e vedrete che da quel momento in poi non si formerà mai più il blocco di ghiaccio. Quindi questa tecnica del frullatore vale per qualunque tipo di granita voi facciate. Questa, tutto sommato, lo si potrebbe anche omettere, perché ora vi faccio vedere che con un semplice cucchiaio comunque si può ricavare una porzione. Qui con quanta facilità si sgrana questa granita. Per nulla difficoltoso. L'ho uscita appena 5 minuti. Perché ho adottato un sistema un po' particolare. Adesso però ve lo svelerò ovviamente sempre tra i commenti, appena me lo chiederete. Io adesso però vi mostro la rottura dei cristalli con un frullatore, così avete la visione delle granite a tutto tondo. Chiudo. Velocità bassa. Stupenda. Stupenda.